Tristi perché l'Epifania tutte le feste ha portato via? Tranquilli, a Paese e più precisamente nella frazione di Castagnole hanno trovato la soluzione: festeggiare il Carnevale. E così un mix inaspettato ha accolto il pubblico, giunto in numeri discreti. Da un lato presepe e albero di Natale, dall'altro coriandoli e stelle filanti. Si è aperta dunque oggi la stagione allegorica della Marca trevigiana. 3 i carri che per la prima volta si sono prostrati al pubblico. Il Regno dell'Allegria da Trevignano via Roma, Biancaneve da Musestre e il carro Candylandia, che oltre che a giocare in casa, con l'inizio della stagione carnevalesca 2020 raggiunge e festeggia la bellezza di 25 anni di sfilate. Ad accompagnare i giganti di cartapesta c'erano anche il gruppo allegorico delle mascherine della scuola di infanzia, il gruppo Fascino Antico da Castagnole e le Majorez Venete Bluebell da Tre Baseleghe. La manifestazione è partita alle 14:30 dalle scuole elementari, proseguendo per la piazza di Castagnole, percorrendo poi via Piazza, via San Pio X e via Kennedy, sino all'arrivo situato presso il capannone della Sagra, dove si è tenuto un rinfresco. Durante la manifestazione non si sono registrati particolari ripercussioni sul traffico veicolare regolato da Protezione Civile e Polizia Locale. Ora, dopo la frazione di Castagnole, toccherà a Paese il 15 febbraio prossimo festeggiare il Carnevale, per la gioia dei più piccoli che potranno fare il bis. L'evento di oggi è stato organizzato dalla Contrada Santa Lucia in collaborazione con il gruppo Sagra Castagnole e gli alpini di Castagnole. La sintesi lunga della manifestazione è prevista per mercoledì alle 16 su Premium 2 e sulla nostra pagina di YouTube. Sfisciamar Channel News, Castagnoli di Paese.